questa modalità ci possa aiutare a porre degli interrogativi. E quindi a me non dispiace l'idea appunto che ci siano delle domande e che non ci siano immediatamente anche tutte le risposte. Certo, alcune risposte vanno date, alcune linee vanno suggerite, magari anche affrettando, diciamo, alcune conclusioni che ancora non ci sono, e tuttavia penso che la forza di alcune domande che ci vengono anche poste sia molto salutare. E queste domande appunto sono delle domande che ci rivolgiamo e sono delle domande che possiamo anche articolare in un processo di insieme e che possiamo porre complessivamente. Vorrei soltanto richiamare un ultimo aspetto che mi sta a cuore, su anche la libertà che presuppone, diciamo, un percorso del genere, quindi anche il fatto che i contributi non sono di per sé predeterminati e quindi hanno una loro vita, una loro possibilità di estendersi autonomamente. E però su questo credo che vada fatta una riflessione che io pongo anche qui in termini interrogativi e che sta anche al centro del nome stesso di Sinistra, Ecologia e Libertà, sulla libertà, perché oggi c'è una grande, forse anche ad arte creata, confusione su questa parola, e c'è una libertà che si potrebbe rapidamente definire una libertà la libertà che viene facilmente sbandierata da molte persone, per esempio da destra, dal centrodestra, la libertà da tutto, no? Che si può ulteriormente tradurre nel concetto trasformato e falsificato di pensiero liberale, o meglio anche di liberismo, no? Sono le libertà che sono le libertà dei più forti. Quello che forse a noi interessa è una libertà che si potrebbe anche qui tradurre, perdonatemi sempre la sintesi, una libertà che è poi il concetto tradizionale e lungo delle libertà che sono le libertà individuali, soggettive di ciascuno di noi, che però vanno ad incontrare l'altro, che cercano di incontrare dei processi di insieme e creare quindi un'articolazione che ha un significato solidale e collettivo di libertà, quindi non una libertà che va contro, diciamo, ma che va incontro. Allora a me piacerebbe che i contributi continuassero ad avere la loro libertà la loro libertà in uno spirito di insieme, e che quindi fossero dei contributi che hanno attenzione a non essere sottrattivi, no? Negativi, e quindi che cerchino in qualche maniera di proporsi in maniera restrittiva rispetto ad altri, ma dei contributi che si propongono invece questo spirito di articolazione. Per questo qui appunto abbiamo chiamato anche delle persone ad introdurre ulteriormente alcuni temi e comunque c'è la disponibilità e la presentazione del fatto che sono benvenuti i contributi e che questi contributi non vanno dispersi, ma cercheremo di dedicare la massima attenzione. Vi ringrazio e a poi. Sì, a questo punto noi abbiamo due